se poi penso che non impari mai. Non raccontargli mai il male che farai, se ti dirà ti chiamo e non risponderai. Non raccontargli mai che hai sono stato prima, che ti ha fatto sbattere sto cuore un vietti, se non può sapere che ancora dentro a te c'è sta una parte di me che torna a vivere. Non raccontargli mai, testa e musica, Daniele De Martino. Bella la canzone, bella la cantante, bravissima, complimenti, mi ha emozionata. Però vicino all'autore della canzone dovresti mettere anche me, perché testa e musica, non raccontargli mai, Daniele De Martino. Testi e musica. Comunque, complimenti, bravo. Mia cara signora, buonasera, le rispondo subito al volo perché dopo devo lasciarla subito perché devo andare a lavoro. Per me la trasmissione nazionale, il posto più nazionale al mondo, per me, una mia osservazione, giusto? Si trova qui, si trova a Napoli. Per me l'emittente più nazionale nel mondo si chiama Napoli. Napoli, Calabria, Puglia, Nord, l'estero, che mi danno la possibilità ogni giorno di portare il pane a casa. Vado a cantare quasi ogni sera e mi danno il mio popolo, il mio popolino. Io sono un cantante del popolo, del popolino, canto per la gente di quartiere, per la gente che non mi cerca niente, mi cerca solamente una piccola emozione. Io nel mio piccolo cerco di regalarla e loro mi danno la possibilità di portare il pane a casa e stare bene nella vita, io e la mia famiglia. A me non mi interessa di andare ad amici o di andare a fare chissà che cosa, perché per me la mia trasmissione, la mia Mediaset si trova qui, si trova al sud, si trova al nord quando mi chiamano negli eventi privati, si trova quando vado a fare una cena spettacolo e trovo 500 persone, quando vado a fare un teatro e ne trovo 3.000, 2.000, 1.000, dipende quel che siano. O canto per 20, o canto per 10 persone, o ne canto per 2.000, per me è sempre la stessa emozione, perché mi danno la possibilità di portare il pane a casa, ok? Quindi il mio video messaggio non era perché vogliamo andare ad amici, perché sono uno che non si lamenta, sono uno che se visualizza bene ha parecchi numeri, racchiude parecchi numeri e parecchi follower, quindi poi non è che ha tutto questo bisogno di mettersi al centro dell'attenzione, perché fortunatamente grazie al mio pubblico lo sono ogni giorno. Poi lei dice, per esempio, tu hai preso Buon compleanno principessa, quella era una cover, era una semplice cover che io ho cantato, che mi è stata consigliata da un mio carissimo artista, che poi è un mio amico artista, che poi è l'autore della canzone Buon compleanno principessa, ma quella è una cover, quindi non c'è stato plagio, non c'è stato niente. E poi nessuno ha detto che hanno sbagliato, hanno fatto bene, mi ha fatto piacere che hanno preso una mia creazione, una mia creatura e si sono ispirati a non raccontargli mai. Nessuna polemica. Vabbè, voi siete abituati a fare polemiche, cose che vi piacciono queste cose, quindi fai. Ciao, buonasera. Buonasera. A me tutto sembra tranne che è uguale. Danilo, ti serve qualcosa? Quindi questa domanda che tu mi stai facendo, in teoria stai facendo capire, mi stai domandando se io sto facendo tutto questo perché mi servono soldi. Questo vuoi far capire? Ok, ti rispondo subito. Allora, tengo a precisare che la povertà non è vergogna, perché ricordati una cosa: chi nasce e cresce povero e poi, per fortuna della vita, diventa ricco, se poi diventa povero un'altra volta, ci sa stare, ci sa diventare nuovamente povero, vive lo stesso. Chi nasce ricco e poi per un perché nella vita diventa povero, quello non ci sa stare, perché non sa cosa vuol dire camminare senza un euro in tasca, non sa cosa vuol dire desiderare una bici, una cartella nuova o un giocattolo. E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che io oggi sono un ragazzo che grazie al suo lavoro è riuscito a realizzarsi, è riuscito a cambiare la sua vita, ok? Ma non si è mai dimenticato quello che era, da dove proviene e i sacrifici che ha fatto per avere quello che io ho oggi. Sono un ragazzo che non ha vizi, soprattutto uno che non ostenta, e si vede dai miei video, le mie cose. A me non mi piace far vedere quello che io potrei avere, ok? Quindi questa domanda nei miei confronti te la dovevi risparmiare, ok? Forse hai mirato il personaggio sbagliato. Ho fatto semplicemente un'osservazione su una canzone, Stop, che nelle prime battute del ritornello ci potrei cantare e non raccontargli mai, ma l'ho fatto con piacere, ok?
tutto qua. Poi se uno si deve privare di dire e di esprimere una parola perché si è personaggi e si deve essere sempre al centro dell'attenzione, devi essere attaccato perché gli invidiosi, perché in tutto caso questa è invidia, gioia mia, questo è un problema più tuo che mio. Però ti voglio dire una cosa, che nella vita chi poco ha, caro tiene. Quindi mi piace farti pensare che a me può servire qualcosa. Mi piace rimanere sempre nell'anonimato, perché l'invidia è tanta e l'invidia è una brutta bestia. Meglio non far sapere niente a nessuno.